Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APO2S. Una nuova puntata di Cronache Trevigiane che comincia da questo marchio che esprime 9 province, un territorio vasto ma guardando il mondo una nicchia dove il Prosecco DOC, questa nuova denominazione di origine controllata, può dire la sua con la certezza di esprimere qualità. Ho detto bene, Presidente Fulvio Brunetta, Presidente di questo nuovo consorzio a tutela di chi pensa nei conflitti di interesse. Anche in questo caso devo dire che noi seguiamo anche la comunicazione, l'ufficio stampa del consorzio. Hai detto bene, questo è il motivo per cui si è creato questa azione. Un consorzio che ha un grande obiettivo, quello di mantenere il valore raggiunto da questo territorio, dai produttori, dal sistema, dalla filiera intera nel tempo, ma soprattutto di difenderlo dalle troppe contraffazioni. Diceva che il Prosecco deve smettere di essere una moda. Infatti la moda è un qualcosa che passa, questo ormai è uno stile ed è quello che vorremmo trasmettere e vogliamo trasmettere con questa azione, lo stile Prosecco del bello, dello stare assieme, della felicità e anche delle cose positive, di un'economia che sta crescendo con questo valore. È una bella sfida. Quindi l'invito infine ai produttori, immagino ovviamente, di aderire a questo consorzio perché insieme si ha più forza, si ha più voce. Certamente è una cosa che arriva nuova sul territorio, ma già di fatto trova un mercato ben articolato grazie proprio alle imprese che hanno saputo nel tempo dare questa azione e questa forza. Noi vogliamo mantenere questo valore e portarlo nel tempo. Allora, io la ringrazio davvero Fulvio Brunetta, grazie al Presidente. Noi ci fermiamo qui e ci guardiamo questo servizio di Cronache Trevigiane e poi vediamo se ai nostri microfoni possiamo avere una delle voci nazionali popolari più famose d'Italia, quella di Bruno Pizzul, tra l'altro un cultore del buon bere. A tra poco. Etica, lavoro, famiglia e impresa. Questi alcuni dei temi trattati in occasione del Giubileo dell'Artigianato tenutosi presso il Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. Nel 500° anniversario dell'apparizione della Madonna, la questione dei valori cristiani nell'epoca del libero mercato è stata fonte di dibattito tra alcuni autorevoli relatori. Il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, l'arcivescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi e il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Mario Pozza, che ha salutato la giornata con piena soddisfazione. Abbiamo due grosse personalità che vengono a parlare di tematiche che interessano il mondo dell'artigianato. Non è facile in questo momento parlare, dibattere su problematiche legate al lavoro. Vediamo che la politica è impegnata in altro e ritornare a quali sono i valori e soprattutto quali prospettive ci possono essere nel futuro, credo che sia un momento molto importante. L'emergenza etica e morale denunciata da Monsignor Crepaldi è il prodotto di una società che ha escluso i valori dalla sfera economica. Le iniziative che la Confartigianato promuove nell'ambito del sociale rappresentano in tal senso un'ulteriore conferma della sincera ispirazione cristiana dell'associazione. Questo, in proposito, il commento del ministro Maurizio Sacconi. La Confartigianato ha voluto promuovere questa iniziativa per sottolineare i valori profondi ai quali dobbiamo fare riferimento, tanto più in una transizione come questa, a partire dal valore della persona e dalla sua attitudine alla socialità, a mettersi insieme cioè ad altre persone per risolvere problemi condivisi e per concorrere al bene comune. L'artigianato da un lato è espressione di una persona che si mette in gioco, che non si rassegna, che non attende l'aiuto pubblico e attraverso la sua associazione, la Confartigianato, dà luogo a tante forme come le cooperative di garanzia, i consorzi fidi o come le mutue per la sanità, per la previdenza o come gli enti bilaterali per sostenere i dipendenti nella formazione, negli ammortizzatori sociali.
quindi tutti questi sono esempi di antropologia positiva, come abbiamo detto oggi, che ci aiutano a crescere. Rientriamo in questo studio ideale ancora a Venezia per parlare di cosa? Beh, di questa nuova Prosecco DOC che è stata presentata, la notizia che ha adottato volontariamente il contrassegno di Stato, volontariamente perché solo per le DOCG è obbligatoria questa numerazione delle bottiglie, e mattatore della serata Bruno Pizzul, voce nazionale conosciuta da tutti, un grande giornalista sportivo non solo, ma un grande appassionato di vino. Bruno, è così? Io, per antiche abitudini personali, essendo nato e cresciuto in una zona ad alta vocazione enoica come il Coglio Goriziano, sono sempre stato vicino e attratto dal mondo del vino, e credo che questa realtà legata al Prosecco sia, tra le altre cose, al di là di quella che è la piacevolezza del consumo del Prosecco in sé e per sé, una realtà che può costituire anche un esempio trainante in momenti di difficoltà economica anche sul piano dei rapporti internazionali. Il Prosecco adesso è uno dei pochi vini che tira ancora. Con un patto di ferro tra Veneto e Friuli? Sì, si è allargata la zona al Friuli anche per agganciarsi al nome territoriale, no? Prosecco è un piccolo borgo vicino a Trieste e si sa che per quelle che sono le normative comunitarie adesso è buona norma, per non perdere il controllo del nome del vino, legarsi al territorio. Quindi Prosecco vicino a Trieste e Prosecco tradizionale del Trevigiano costituiscono un'abbinata sicuramente vincente. In conclusione, un aneddoto: lei diceva poc'anzi, dicendo della paura degli amici friulani ovviamente per questi controlli, per questi limiti del bere, che ci sono dei cartelli particolari nelle osterie del Friuli. Sì, in effetti io vivo a Milano, ma nelle rare, ahimè, occasioni in cui vado in Friuli percepisco questa angoscia esistenziale dei friulani che da sempre sono abituati a bere un bicchiere di vino anche al di fuori dei pasti in compagnia, e adesso con questo palloncino vivono momenti di grama esistenza. E allora in un'osteria di Cividale ho visto esposto un cartello secondo me molto significativo, con il quale hanno tagliato la testa al toro. Hanno detto: se proprio la mettete così dura, c'era scritto: guida di meno perché devi bere di più. Grazie Bruno Pizzul, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e tra poco le conclusioni di questa prima parte di Cronache Trevigiane. Vi ricordo, nella seconda si parlerà ancora di vino, ma di Forum Spumanti d'Italia. Tra poco. Formaggi che passione! Dopo il grande successo di Casius Veneti 2010, i grandi prodotti caseari regionali sono ancora protagonisti in Veneto. Nella bellissima Tiene si è svolta la 34esima edizione di Formaggi e dintorni, un appuntamento tra i più attesi per i tanti amanti dei prodotti tipici. Ci parla di questa iniziativa l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Formaggi e dintorni è l'occasione per portare i nostri produttori in piazza, proporsi con i loro prodotti, a volte riscoperta di prodotti che già conoscevamo e migliorati, altre magari prodotti nuovi dove si abbinano la fantasia dei nostri produttori e i nostri prodotti, diventano delle produzioni che possono essere veramente interessanti per le nostre tavole. Mirko Fantuz ci presenta le ghiotte proposte di Aprolav per formaggi e dintorni. C'è stato il Caseus Veneti, quindi circa 330 formaggi in concorso, e oggi ne abbiamo una piccola selezione. Facciamo assaggiare quelle che sono le medaglie d'oro, tra l'altro abbiamo anche la casatella trevigiana, il piave, il baricato al pepe. Il sindaco di Tiene, Maria Rita Busetti, sottolinea lo stretto legame della sua cittadina con il mondo dei formaggi. Tiene è sempre stata la capitale della produzione lattiero-casearia delle valli e di tutte le aziende che ruotano attorno a questa bellissima città, in cui c'è ancora la borsa del formaggio, in cui si decide il costo dell'Asiago, e credo che oggi si rinnovi questo ruolo che Tiene ha sempre avuto nell'ambito del Veneto e del Vicentino in particolare. Il presidente dell'associazione pedemontana Punto V Turismo enfatizza il ruolo fondamentale dei grandi formaggi nella promozione del turismo. E in quest'area il formaggio, specialmente il formaggio asiago, è sicuramente uno dei prodotti principi. Attraverso questo prodotto riusciamo a veicolare la pedemontana vicentina a livello regionale e nazionale.